Si devono mettere una mano sulla coscienza perché invece che investire sul nostro futuro, noi stiamo sacrificando il nostro futuro che sono i bambini. Una mano sulla coscienza e la richiesta forte di riaprire i servizi dell'infanzia 0-6 anni anche in zona rossa. La petizione di Assonidi su change.org è già partita e sta raccogliendo online decine di migliaia di firme destinatarie al governo Draghi. Perché il dramma non è solo sociale per tantissime famiglie nel caos, alle prese con il rebus congedi e babysitter. È un dramma pure psicologico, come racconta Elisa Pisani, che ha dovuto raccontare ai bambini cosa sarebbe accaduto da lunedì. È stato drammatico dover parlare con loro venerdì, cioè è stata una cosa che ci ha straziato tantissimo. Ci hanno chiesto se avevano sbagliato qualcosa, se era colpa loro, qualcuno ha pianto, cioè non è facile gestire una cosa del genere. Anche perché le cifre raccontano di un paradosso. Abbiamo fatto delle indagini statistiche che hanno portato in evidenza che comunque i contagi nella fascia 0-6 all'interno delle strutture sono veramente bassissimi e molto più semplici da tracciare, perché adesso, tra l'altro il paradosso, noi ci siamo vaccinate, però stiamo a casa e i bambini stanno dai nonni che non sono vaccinati o da babysitter prese probabilmente a caso all'ultimo secondo che non sono vaccinate. E allora che senso ha avuto tutto questo? Senza contare la raffica di norme e soluzioni di sicurezza adottate finora. Classi bolla che entrano e mangiano scaglionate senza interazioni e precauzioni al massimo. Quando si usa il bagno, ogni volta che va dentro un gruppo, poi il bagno va sanificato e via così. Laviamo lenzuola, laviamo tutto quanto migliaia di volte al giorno, sanifichi, spruzza, fai per poi chiudere.